Siamo davvero felici di poter essere protagonisti e essere definiti capitale della solidarietà della parte artistica a Catania e per l'Italia, perché comunque molti personaggi dello spettacolo vengono da fuori e quando vengono qui a Catania vengono davvero col cuore. La città regala qualcosa a me perché comunque l'atmosfera che si respira in queste settimane è qualcosa di unico, quindi onorato di essere l'organizzatore di questo evento, ma felice di rappresentare la Sicilia a livello nazionale. È un maggio straordinario per Catania. Ieri abbiamo avuto la tappa del Giro d'Italia, la prima partita da Catania, domani ritorna il Giro d'Italia. Oggi c'è questa bellissima manifestazione qui allo stadio, una partita per il cuore. Fra qualche giorno ci sarà Corri Catania. Catania si apre allo sport, ma l'iniziativa di oggi ha un particolare valore, non è solo sport. Vedere lo stadio Messimino pieno di migliaia di ragazzi che offrono un contributo per regalare una carezza, un sorriso a chi soffre mi fa particolarmente piacere, mi fa una grande gioia. È la Catania che amo, è la Catania che fa sport ma nello stesso tempo è una Catania solidale. Sì, lo sport unisce, è importante che i ragazzi comunque siano sensibili a questa manifestazione perché la solidarietà è qualcosa di molto importante, è importante soprattutto qui ma è importante soprattutto a scuola tra i compagni di classe.